Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Oltre un centinaio i migranti che hanno manifestato in piazza a Reggio Calabria per chiedere verità e giustizia per Soumalia Sacco, il bracciante del Mali ucciso a fucilate lo scorso 2 giugno. È interrotta dal 7 marzo 2005, dopo 13 anni ancora chiusa la provinciale 94, la pedemontana San Fili, San Marco Argentano. Un morto e 3 feriti è il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Catanzaro Lido. La vittima è un giovane di 20 anni. L'attesa per il nuovo ospedale di Cosenza. Lunedì il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulla costruzione del nuovo hub regionale. In Calabria Sanità non ha misura di bambini. La denuncia è del garante per l'infanzia Marziale. Al Marelli Hospital arriva un centro super attrezzato per la radioterapia. Oliverio dice sono per la sanità pubblica, ma il privato può integrare. Inaugurata un anno fa, sulla 2 rimangono i vecchi problemi, lavori infiniti. Sigilli all'isola ecologica di Oppido Mamertina, riscontrate alcune irregolarità. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Reggio Calabria perché oltre un centinaio sono stati i migranti che hanno manifestato proprio in piazza per chiedere verità e giustizia per Soumalia Sacco, il bracciante del Mali ucciso a fucilate lo scorso 2 giugno. Vediamo. Chiediamo verità e giustizia per Soumaila Sacco. E allo stesso momento quello che chiediamo è che i diritti dei braccianti, uomini e donne, indipendentemente dal colore della pelle, siano riconosciuti e rispettati. Chiedono verità e giustizia per Soumalia Sacco, i migranti scesi in piazza oggi a Reggio Calabria in occasione della manifestazione organizzata dall'Unione Sindacale di Base. Oltre un centinaio fra donne, uomini e bambini, oltre ai lavoratori stagionali e ai sindacalisti e al loro fianco anche tanti amministratori locali per onorare la memoria del bracciante del Mali ucciso a fucilate il 2 giugno 2018 mentre recuperava alcune vecchie lamiere in una fabbrica dismessa a San Calogero nel Vibonese. Il clima caldo che si vive in questi ultimi tempi in Italia non aiuta l'integrazione di chi è arrivato sulle nostre coste per trovare aiuto e una terra promessa e buttarsi alle spalle le violenze e le crudeltà della guerra. In tanti alle nostre latitudini si spendono per favorire l'integrazione dei cosiddetti ultimi, uno fra tutti il sindaco di Riace, Domenico Lucano, che ha voluto esprimere solidarietà alla comunità di stranieri che vive e lavora in Calabria. Noi vogliamo verità e giustizia, ma la giustizia è questa. La giustizia è che sono colpevoli tutte le persone che in tutti questi anni hanno fatto in modo che l'Italia diventasse un paese dove c'è odio razziale. Lunedì la salma di Soumalia si imbarcherà su un aereo diretto a Fiumicino e poi nei giorni successivi tornerà nella sua terra natia e ai suoi affetti cari. Cambiamo argomento, spostiamoci dal Reggino al Cosentino perché 13 anni fa ci fu lo sgombero della frazione Cavallerizzo di Cerzeto e l'interruzione della strada provinciale 94 che collegava proprio diversi comuni del Cosentino. Un comitato sorto a Mongrassano sta tentando di riaccendere i riflettori sull'arteria strategica per i collegamenti fra le comunità. Oggi c'è stata una manifestazione molto partecipata, per noi l'ha seguita Gianluca Pasqua, sentiamo. Questo è il raccolta fondi, qualcuno si può fare un giro, €1. Qualcuno usa tanta ironia e propone di tornare a utilizzare un carretto per spostarsi da Mongrassano ai centri limitrofi. Altri provano ad affrontare il tema più seriamente riaccendendo l'attenzione sulla strada provinciale 94, la cosiddetta pedemontana San Fili San Marco Argentano, arteria interrotta dal 7 marzo 2005 insieme alla vita quotidiana della comunità di Cavallerizzo. 2 storie in una, quella della frazione fantasma e quella della strada che univa e collegava paesi, famiglie e attività. 13 anni sono tanti, troppi per mettersi in moto, ma il comitato
Stato mette da parte le polemiche e cerca sponde nella politica. È una manifestazione pacifica proprio per cercare di riportare sotto i riflettori questo problema che ormai esiste da 13 anni dopo la famosa frana di Cavallerizzo. E noi come movimento abbiamo avuto già degli incontri, diciamo, nelle ultime settimane con le istituzioni locali e anche con le istituzioni sovracomunali, quindi con regione e provincia. I sindaci hanno sposato la causa e affiancano i cittadini. Lei consideri che però questo tempo che è trascorso non è trascorso inutilmente, perché è inutile e sotto gli occhi di tutti, è stato un tempo utilizzato soprattutto per risolvere la problematica fondamentale, che era quella dei moduli abitativi, di sistemare un po' la cittadinanza di Cavallerizzo, che è stata sfrattata così violentemente quella notte del 2005, del marzo 2005. Oggi ci troviamo qui invece per manifestare, ma non manifestare, per riaccendere i riflettori, mi piace utilizzare questo termine, su una problematica che adesso i tempi dicono che sono maturi per affrontare. Ma cosa hanno perso le comunità in questi anni? Ma hanno perso la loro storia, è molto semplice. Noi siamo un paese albanese, siamo comunità albanese e abbiamo perso un filo che lega da 500 anni e non solo, lega tradizioni, lega popoli, lega l'humus. È evidente che nessuno da queste parti vuole muri e confini, anzi si vuole tornare a condividere molti aspetti della vita economica e sociale. È un grande desiderio di tornare a coltivare i rapporti bellissimi di amicizia, gli scambi culturali, continuare a permettere ai giovani di questi territori di frequentare le scuole di San Marco, quindi è una necessità. Dalla Regione le attese rassicurazioni, la fase è ancora quella dello studio e del calcolo delle necessità economiche, ma le intenzioni sembrano buone. Già giovedì sono venuti i tecnici della provincia e della regione a fare un sopralluogo per quantizzare il danno, dato che qui ci troviamo in una situazione eccezionale. Abbiamo col comitato, abbiamo interloquito, loro hanno anche presentato una proposta alternativa, quindi un tracciato, farlo pure alternativo, bisogna capire anche le pendenze, le cose. Quindi ci sono i tecnici regionali e provinciali che stanno studiando una soluzione. Ed ora la notizia di un incidente nella notte a Catanzaro Lido, un'auto con a bordo 4 ragazzi è finita contro il guardrail, uno di loro, un giovane di appena 20 anni, è morto sul colpo, feriti invece gli altri 3. Sul guardrail ancora i segni del terribile impatto avvenuto nella notte e costato la vita ad un ragazzo di appena 20 anni. A terra ancora parti della vettura coinvolta. La zona è quella di via Stretto Antico, nel quartiere di Catanzaro Lido. Ecco l'auto a bordo della quale viaggiava la vittima, Nicolas Marcellino, insieme ad altri 3 amici rimasti feriti nell'incidente. Erano circa le 3 quando la Ford Fiesta con a bordo i 4 giovani ha imboccato questa strada. Il conducente però, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della vettura finendo contro il guardrail. Violentissimo l'impatto, il 20enne è morto sul colpo, gli altri 3 giovani sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale da personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 20enne dalle lamiere dell'auto e i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Parliamo adesso di sanità, perché c'è attesa per il nuovo ospedale di Cosenza. Lunedì ci sarà questo consiglio comunale chiamato proprio ad esprimersi sulla costruzione del nuovo hub regionale. C'è grande attesa per la riunione del Consiglio Comunale di Cosenza in programma lunedì. I consiglieri sono chiamati ad esprimere il loro punto di vista sulla questione nuovo ospedale. Dovranno cioè prendere in esame la proposta avanzata dal governo regionale di costruire il nosocomio del futuro nel sito di Vaiolise, oppure sposare l'idea del sindaco della città, Occhiuto, per il quale la nuova struttura dovrà prendere corpo lì dove insiste l'Annunziata, per estendersi nell'area che comprende anche il Mariano Santo, per dare vita ad una vera e propria cittadella della salute. Seguendo il filo delle indiscrezioni raccolte a Palazzo dei Bruzzi, è assai probabile che l'Assise darà mandato al sindaco di Cosenza di trattare con Oliverio per individuare una soluzione che metta d'accordo tutti. In queste ore sono in corso riunione dei gruppi consigliari per stabilire la linea da tenere in consiglio. È pacifico però che questa situazione non può più prolungarsi
allungarsi nel tempo. Il rischio è di perdere anche il finanziamento, ma questa è un'altra storia. Intanto spettatori interessati, i sindaci di Rende e di Castrolibero, che hanno offerto la loro disponibilità ad Oliverio. Manna vorrebbe che il nuovo ospedale venisse costruito nei terreni di proprietà dell'Università della Calabria, con l'obiettivo dichiarato di pensare in un prossimo futuro anche alla facoltà di medicina. Non v'è dubbio però, la diatriba, al di là dell'urgente necessità di attrezzare Cosenza con un ospedale capace di rispondere alle istanze dei cittadini, nasconde anche una sorta di strategia politica tutta orientata e finalizzata alla prossima competizione regionale. Magari non sarà vero, ma l'impressione pare essere questa. La Calabria, la sanità non è a misura di bambino, la denuncia è del garante dell'infanzia Marziale. Rosalba Baldino, sentiamo. La sanità calabrese non è a misura di bambino, la denuncia è del garante per l'infanzia Antonio Marziale, il quale elenca le strutture sanitarie di cui la regione dovrebbe dotarsi. Non c'è un reparto di neuropsichiatria infantile in Calabria. In Calabria abbiamo difficoltà di una rete sociosanitaria territoriale capillarmente radicata perché è veramente inesistente. La Calabria non aveva la rianimazione pediatrica, oggi ce l'ha perché il garante l'ha chiesta ed ottenuta. Una battaglia vigorosa, quella portata avanti da Marziale, che sprona la politica. Perché non chiedono e ottengono anche gli altri, e dico per esempio gli interlocutori politici, a cui è demandato il compito di fare queste cose. Se il Sud è la Cenerentola d'Italia, la Calabria è la Cenerentola d'Europa, e quindi questa storia deve finire, perché non avere una sanità all'altezza della situazione significa negare ai bambini il diritto più importante e imprescindibile, quello della cura sin dal primo vagito, ancora prima, da quando sono nella pancia della mamma. A Crotone adesso, perché al Marrelli Hospital arriva un centro super attrezzato per la radioterapia. Oliverio dice: sono per la sanità pubblica, ma il privato può anche integrare. Si potrebbe dire: ecco finalmente un'altra macchina per la radioterapia in Calabria. È piazzata al Marrelli Hospital a Crotone. È una buona cosa, perché è un centro di eccellenza attrezzato e ad alta tecnologia. Condivisibile la soddisfazione di Marrelli. È una impresa importante, un'iniziativa importante, quella della radioterapia, che consente finalmente ai pazienti di non dover fare dei percorsi lunghi e faticosi. Detto questo, all'inaugurazione si è parlato di sanità. E come? Vista la presenza del governatore Oliverio, il quale non poteva non trattare l'argomento principe di questi ultimi 2 anni, commissariamento e commissario Scura. Ebbene, anche a Crotone il Presidente ha chiarito che non c'è nessuna lotta di potere, ma solo la necessità di chiudere questa deludente pagina di gestione della sanità calabrese, che è una sacrosanta battaglia politica. Giù poi a raccontare dei tagli che sono inaccettabili, delle prestazioni rese non soddisfacenti, così come non confortano i conti sull'emigrazione sanitaria, passati da 200 milioni a 300 nel dicembre del 2017. Oliverio è certo che il nuovo governo prenderà in esame la situazione e che scriverà la parola fine a questa ingiustizia. Vedremo, non ci resta che aspettare. Parliamo adesso delle diseguaglianze fra nord e sud, che cominciano soprattutto alla nascita, e quanto certificato dai neonatologi italiani a Cosenza nel corso proprio del congresso nazionale. La città di Alarico ha coordinato il ginecologo Morcavallo. Vediamo. Nascere al sud non è lo stesso che nascere al nord. Le disuguaglianze cominciano già dai primi vagiti in sala parto, lo confermano i dati resi noti questa mattina a Cosenza nel corso del congresso Città di Alarico, giunto alla seconda edizione. Il tasso di mortalità nelle regioni del sud è più alto, non fa eccezione la Calabria. Nelle regioni del sud in generale abbiamo una mortalità neonatale più elevata rispetto alle regioni del centro e del nord, e la Calabria si colloca penultima, prima della Sicilia, in questa indagine statistica. Le cause di un fenomeno da contrastare, ingiustamente relegato alla sfera privata delle famiglie o in quella pubblica e sanitaria, il rischio invece determinato da fattori molteplici. È un problema di tipo sociale e organizzativo, ma è anche un problema di quote di finanziamento che nelle regioni del sud sono più basse rispetto alle regioni del nord, e che questo
questo ha creato una riduzione del personale all'interno delle varie strutture sanitarie, con le conseguenze sull'assistenza dei neonati, ma anche a tutti gli altri livelli della vita. All'incontro nel Salone della Provincia hanno preso parte neonatologi da tutta Italia. La Calabria, vista dal loro osservatorio, fa ben sperare. La Calabria ha fatto dei grossi passi in avanti, ha attivato il trasporto neonatale che qualche anno fa non c'era, ha creato delle terapie intensive neonatali che non hanno nulla da invidiare a quelli del nord, per cui direi che in Calabria è iniziato già da tempo un processo virtuoso di miglioramento delle qualità della cura, e questo credo che sia un esempio da prendere in considerazione anche per le altre regioni. Parliamo adesso di infrastrutture, perché torniamo ad occuparci della A2 del Mediterraneo, un'autostrada inaugurata un anno fa dove però rimangono i soliti problemi. Oggi si chiama A2 del Mediterraneo, ma le condizioni in cui versa ricordano molto la vecchia A3 Salerno-Reggio Calabria, cantieri, restringimenti di carreggiata, slalom, e c'è poi il tratto compreso tra Cosenza Sud e Altilia, che per gli automobilisti è un vero e proprio incubo, soprattutto nei fine settimana, quando aumenta il flusso veicolare. Un tratto interessato da interventi di manutenzione e lavori che prevedono tra l'altro il risanamento del piano viabile, il rifacimento della segnaletica orizzontale e il ripristino dei giunti di dilatazione, e così si continua a viaggiare su una sola corsia tra code e disagi interminabili. È stata inaugurata solo un anno fa, ma sono molti a notare e a segnalare che, a parte il nome nuovo, rimangono i vecchi problemi dell'autostrada, che appare come un'eterna incompiuta. I lavori in corso ad oggi, come si evince dal sito ANAS, sono 67, di questi 60 sono lavori di manutenzione straordinaria. Sull'argomento oggi interviene anche il consigliere regionale Carlo Guccione, che presenterà, fa sapere, un ordine del giorno nel prossimo Consiglio regionale per chiedere un incontro al governo per discutere del reale completamento della A2. Alcuni tratti, rileva Guccione, continuano ad essere chiusi, ma quanti soldi si spendono, chiede ancora il consigliere regionale, tra riparazioni e lavori ex novo, e intanto gli automobilisti continuano a fare i conti con limitazione al traffico, lunghe code e salti di corsia, in attesa di vedere ultimata finalmente l'autostrada del futuro. Ed ora parliamo di cronaca, ci spostiamo ad Oppido Mamertina, dove è stata sequestrata l'isola ecologica comunale. I carabinieri del NOE di Reggio Calabria, coadiuvati dai colleghi della stazione di Oppido Mamertina e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi nel corso delle attività per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica, hanno eseguito un controllo presso l'isola ecologica di Oppido Mamertina, sequestrando 2 parti di altrettante discariche, riscontrando nella gestione del sito alcune difformità delle prescrizioni della normativa ambientale. Nel dettaglio, i militari hanno infatti rilevato che i rifiuti raccolti all'interno dell'isola ecologica venivano accatastati senza rispettare le prescrizioni di legge, abbandonati in modo disordinato sul piazzale, miscelati tra di loro ed esposti alle piogge, come ad esempio nel caso della carta e il cartone. Nell'ambito della stessa attività, il controllo è stato esteso ad un altro sito poco distante, delle dimensioni di circa 3.500 metri quadrati, dove sono state eseguite le operazioni di stoccaggio dei rifiuti. Anche in questa area sono state evidenziate delle irregolarità rispetto alla normativa ambientale, tra cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche depositati a contatto diretto con il terreno, tra cui numerosi televisori a tubo catodico e vecchi frigoriferi che, come è noto, contengono sostanze inquinanti qualora venissero disperse. Tenuto conto della situazione riscontrata, entrambi i siti sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Nel frattempo, l'amministratore della società che gestisce i 2 siti di Oppido Mamertina è stato denunciato all'autorità giudiziaria per illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Nuovo colpo ad una delle famiglie di riferimento dell''ndrangheta emiliana. I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con i colleghi di Crotone, hanno eseguito un sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di Carmine Sarcone e dei suoi fratelli. Il valore dei beni, società e conti correnti sequestrati in Italia, Romania e Bulgaria è di 8 milioni di euro. Dalle indagini è emersa la capacità del gruppo di infiltrarsi nel tessuto economico nazionale ed estero attraverso la costituzione di società attive nei settori edili e immobiliari.
La polizia ha denunciato a Crotone 8 persone con l'accusa di furto aggravato, truffa e ricettazione. Le indagini hanno preso spunto dalla denuncia presentata al rappresentante di una società privata. Si è giunti così all'individuazione di un circuito criminale dedito alla consumazione di furti aggravati e truffe che nel giro di pochi mesi ha portato ad un illecito guadagno di circa 7.000 euro. A capo dell'organizzazione un 45enne di Crotone, con carte di prelievo intestate alla ditta per la quale lavorava, sottraeva carburante per poi rivenderlo a metà prezzo rispetto al valore di mercato. 7 le persone che avrebbero acquistato il carburante a prezzo di favore, denunciate per il reato di ricettazione. 147 evasori totali con una base imponibile di oltre 1 miliardo di euro, l'arresto di 45 persone accusate di corruzione, concussione e peculato, la denuncia di oltre 300 pubblici ufficiali sono solo alcuni dei reati accertati negli ultimi 17 mesi dalla Guardia di Finanza in Calabria, il consuntivo tracciato in vista della celebrazione del 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. Argomento, ci spostiamo a Cosenza perché la festa della musica è anche festa dei sapori. A Cosenza, come in tutta Europa, sono state tante le location interessate e le iniziative culturali dedicate alla festa della musica. Nel giorno del solstizio d'estate anche Villarendano ha ospitato una tappa della Maratona della Musica organizzata dal Conservatorio Musicale di Cosenza Stanislao Giacomantonio. Di tenore diverso, ma non per questo meno affascinante, l'iniziativa che fino a tarda notte ha trovato il suo palcoscenico migliore nel chiostro di San Domenico, con la rassegna dal titolo Lunari Acustiche Notti, una manifestazione di musica, arte e cucina mediterranea curata da Daniele Moraca. È un connubio bellissimo mescolare 3 forme di arte che secondo me vanno benissimo insieme. I social ci stanno allontanando e questo è un modo anche, come dire, per iniziare a riappropriarci di quello che è veramente la realtà, perché la musica unisce, è festa tutti i giorni con la musica, chi è che non ascolta musica? E credo che sia per me un buon auspicio anche per il futuro e che possa cambiare la società da questo punto di vista. Cioè, situazioni del genere dovrebbero essercene tante e bisogna valorizzare soprattutto i luoghi della nostra città. Poi Cosenza ha questi luoghi bellissimi e mettere insieme tutte queste cose, mescolare insomma l'arte a 360 gradi. Adesso ci spostiamo a Taurianova, dove è stato presentato il libro sulla cellulite del chirurgo Domenico Amuso, provocatorio il titolo del volume, La cellulite e l'Alzheimer della pelle. Si intitola La cellulite e l'Alzheimer della pelle, il libro di divulgazione scientifica scritto da Domenico Amuso, taurianovese doc che da anni vive e lavora a Modena, specialista in chirurgia generale e medicina dello sport. Il volume si pone in modo diverso rispetto ai tanti altri scritti che negli anni sono stati pubblicati sull'argomento. La cellulite è non più considerata come un solo estetismo, ma come una malattia a tutti gli effetti. Lo scopo infatti è quello di porre le basi per studiarla da un punto diverso rispetto alle solite teorie. È una generazione proteica, tanto quanto avviene nell'Alzheimer quanto avviene nella pelle, quindi ecco perché nasce questo titolo. Un titolo provocatorio perché comunque la cellulite, pur essendo e per molti considerata un anestetismo, è di fatto una spia per quanto riguarda la salute nel sesso femminile. Come prevenire la cellulite? Beh, prevenire la cellulite è semplice, nel senso che è fondamentale mangiare sano e soprattutto il movimento, ma non movimento quelli che vanno in palestra e si ammazzano 6 giorni su 6, perché il tanto è come il niente, e bastano 40 minuti di camminata una volta ogni 2 giorni, e quindi un movimento aerobico, una buona alimentazione e soprattutto evitare gli indumenti aderenti. Questo facilita la prevenzione della cellulite. Adesso parliamo di sport perché una settimana fa ci fu il trionfo proprio del Cosenza nei play-off, la promozione in Serie B, l'euforia dei giorni successivi alla festa, fra un po' però lascerà spazio alla curiosità legata proprio alla costruzione delle nuove squadre, fra conferme e colpi di mercato e alle aspettative per la prossima stagione. Il nostro servizio, vediamo.
Una settimana, appena 7 giorni, ma sembra passato chissà quanto tempo. Sarà per la botta d'entusiasmo, la gioia, la soddisfazione, le sfilate, consumate con una partecipazione come mai fino ad ora. Già, sarà questo. Resta il fatto che solo adesso, a bocce ferme, a giochi finiti, al triplice fischio finale dell'arbitro, ci si rende conto dell'impresa compiuta dal Cosenza. Mai la città avrebbe immaginato ad inizio torneo che i giovanotti in casacca rossoblu avrebbero regalato il sogno della Serie B. Neanche i più incalliti ottimisti, dopo aver visto la squadra scivolare nei bassi fondi della classifica, potevano immaginare un finale di storia così bello, che inorgoglisce un'intera comunità. Le migliaia di persone che hanno accompagnato il giro in pullman degli atleti per le strade di Cosenza hanno testimoniato la voglia di partecipazione collettiva, che c'è ed è viva nella comunità cosentina. Adesso che la festa è finita, non vorremmo che si spegnessero i riflettori del coinvolgimento. La categoria, conquistata dopo 15 anni di attesa, va difesa perché è un patrimonio di tutti. E non si può pensare di raggiungere obiettivi importanti delegando il compito ai soli addetti ai lavori. Ogni singolo tifoso è chiamato a fare la sua parte, a cominciare dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Il modo migliore per dire io c'ero a Pescara e continuerò ad esserci al Marulla. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Nel fine settimana temperature in calo in un contesto di debole instabilità. Vediamo quindi cosa accadrà nel dettaglio. Domenica, nella prima parte della giornata, sereno poco nuvoloso quasi ovunque. Qualche nube in più su Sile e medio-basso Tirreno, dove non si escludono locali piovaschi. In serata però aumento della nuvolosità, con possibili piovigini sparse, temperature in ulteriore calo e sotto le medie del periodo. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domenica poco mosso il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio, venti moderati da quadranti settentrionali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie di averci seguito e buon weekend, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.